Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi mi trovo in Alta Gallura e sto percorrendo la panoramica strada provinciale 74 che attraversa la suggestiva Valle della Luna a Gesse. L'obiettivo di oggi è visitare e fare una dronata su una delle costruzioni megalitiche più imponenti qui in Gallura, il maestoso Nuraghe Izzana. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questo gigante millenario. Bene avventurieri, sebbene non ci sia nessuna indicazione, o perlomeno scolorita, la svolta dalla strada provinciale 74 che si addentra verso la Valle della Luna e il nostro Nuraghe di interesse è proprio questa, in corrispondenza delle pale eoliche di Vortigiadas. Proviamo ad avanzare da questo sentiero che inizialmente è asfaltato ma poi diverrà sterrato. Sarà che ci sono nato, ma la campagna gallurese è meravigliosa in qualsiasi stagione. Ovviamente il granito abbonda e il nostro gigante è fatto proprio di questo materiale che in Gallura non manca. Qui c'è una specie di cartello, penso sia questa la svolta, c'è scritto di niente, però proviamo a proseguire. Sì, c'è anche un vecchio cartello. La strada ovviamente si fa sterrata. Attraversiamo questo suggestivo ponticello. Eccolo qua, ci siamo quasi. Ci sono anche delle mucche al pascolo. Guardate, era abbastanza grandicello, direi. Ecco avventurieri, questo è ciò che resta di una delle costruzioni megalitiche più imponenti del territorio gallurese, il Nuraghe Izzana, la cui costruzione risale ovviamente al periodo nuragico, quell'arco temporale che, suddividendosi in più fasi, parte dal 1800 a.C. sino al 500 a.C. Guardate l'imponenza di questi grossi blocchi granitici, ne sono proprio una testimonianza della sua imponenza. Osservandolo in lontananza ha una forma vagamente triangolare e delle caratteristiche che richiamano sia i nuraghi a corridoio sia quelli a tolos. Altra sua particolarità è che presenta due ingressi, uno esposto a sud-ovest e l'altro a sud-est. Ora entriamo al suo interno attraversando questa grossa architrave e vediamo di fare un salto nel tempo di 4000 anni. Guardate che meraviglia! La volta è ancora intatta. Guardate, sono presenti diverse nicchie e vari cunicoli e passaggi. Qui c'è un altro ingresso, penso che sia un corridoio di comunicazione con qualche altra stanza. Probabilmente il nuraghe sarà stato oggetto nel corso dei millenni di varie manipolazioni. Vediamo se conduce
da qualche parte. Sono delle rocce un po' disposte in maniera particolare, meglio non addentrarsi. Ora faccio una rotazione di 360 gradi su me stesso, così vedete le dimensioni. Guardate quanto era imponente. Ed usciamo di nuovo all'esterno, guardate che veduta, la Valle della Luna. Facciamo un giro panoramico esterno così lo vediamo nel suo complesso, poi lo vedremo bene anche con il drone se riesco a farlo volare, perché il vento è abbastanza forte oggi. Guardate che imponenza. Sono delle feritoie anche nelle pareti. Qui ovviamente è venuto giù per via dei crolli. Ora attento alla scalata su questi blocchi granitici per raggiungere l'altro ingresso e vediamo cosa ci aspetta. Seguitemi. Proviamo a risalire di qua. Vedete? Qui ci sono ben 2 ingressi. C'è una stanzetta, proviamo a entrare qua. Ovviamente è visitato dai gabbiani. Guardate, qui c'è una nicchia che conduce in basso al piano inferiore. È un passaggetto stretto, perché il civile che lascia i fazzoletti non manca mai. Guardate, anche qui la volta è integra. Qui c'è la feritoia che abbiamo visto dall'esterno. Proviamo ad addentrarci. Veduta. Ora usciamo e proviamo a raggiungere la vetta. Guardate, qui c'è un'altra nicchia. Un altro passaggio. Andiamo a salire proprio in cima. Guardate quant'era massiccio. E certo i blocchi granitici non mancavano per la sua costruzione in questa valle. Vi ricordo che siamo nella piana dei Grandi Sassi o Valle della Luna, al confine tra Aggius e Tempio Pausania. Avventurieri, anche questa nuova motoavventura in compagnia del gigante millenario Izzana volge al termine.
Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, un vostro commento al riguardo, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!